Ciao Michelle, benvenuta. Ciao, grazie. Capelli corti. Ti piace? Ti sei già pentita? Pensavo di pentirmi, invece sono super felice. Te li sei mai tagliati da sola? No, che flash, mi hai ricordato una roba. Cosa? Mi sono fatta una frangia terribile che poi mia madre ha dovuto accorciare fino a qua. Qual è l'ultima volta che ti sei pentita di qualcosa? Ridi, eh? Ho di quelle serate che mangio veramente tanto, poi mi devo prendere un digestivo, di quelli che fanno fare i ruttini. Sai ruttare a comando? Gli hai mai fatto un brutto programma? Mi è venuta così parecchia roba. Parecchia addirittura. Citiamo un brutto programma su tutti. Tacchi a spillo, te lo ricordi? Così. È stato un disastro. E All Together Now? Mi sta riempiendo il cuore. E quando lo vediamo? Domenica sera! Sei tu con 4 giudici severi. J-Ax, Anna Tatangelo, Rita Pavone, Francesco Renga. E in un talent come questo, i giudici litigano per davvero? Quando si infervorano ci sono i canini che scendono. E se sarà un successo, in che percentuale sarà merito tuo? Piccolissima. E perché? Ci sono tante cose che devono coincidere. E tu? Poi arriva il conduttore che è la faccetta finale. Se va male si prende la saccagnata in testa. Fa parte del gioco. Ma è giusto così. E tu hai avuto culo anche nella vita? Sono nata col culo, sono entrata nel mondo dello spettacolo da dietro. Non so se ti ricordi la Roberta. Come dimenticarlo? E come ci sei arrivata lì? Avevo 17 anni, non riuscivo a pagare l'affitto. Ho fatto quella pubblicità di culo, ho pagato l'affitto per 5 mesi. Mica male. E ci racconti com'è andato quel provino? Mamma mia! Quel provino è stato devastante, perché io mi ricordo che a un certo punto volevo mollare il colpo. Ma come? Giuro, apro la porta di questo casting, c'erano letteralmente 150 ragazze con i pantaloni calati che facevano vedere ciapette. E tu che hai pensato? Io ho guardato, ho chiamato l'agenzia e ho detto: ragazzi, ma io non faccio i porno. E cosa hai deciso di fare? Oh, mi sono girato, ho dovuto abbassare i pantaloni ai pesanti, c'è proprio la dignità sotto i piedi. Tu sei questa nella nostra prima intervista 20 anni fa. Dai, fammi vedere. Eccoti qua. No, ma non ci credo. Noti qualcosa di strano? Dimmi. Sei uguale. Ha fatto la battuta. Ma dico davvero, come cavolo fai? Io non ho paura di invecchiare. E ci credo, non invecchi. Non me ne frega niente e amo la vita. Dacci un paio di consigli. Mi piace fare sport, mangiare bene, però fare bene l'amore, bersi un bel bicchiere di vino. E ti senti più sexy oggi o 20 anni fa? Oggi. Sei più ricca oggi o 20 anni fa? Beh, oggi. E sei più desiderata oggi o 20 anni fa? Oggi. Fai più sesso oggi o 20 anni fa? Oggi. Ah, però. Vedi che è bello aver 44 anni? E oggi dormi di meno? Dormivo di più prima. Qual è la parolaccia che non ti devono mai dire? Tipo troia, così non mi denigra, non me ne frega niente. E cosa non sopporti? Mi dà fastidio quando uno ti dice scema, stupida. Datti un voto come cantante. Mi do un 5. Come ballerina. 2,5. Come conduttrice. Possiamo arrivare oltre la sufficienza? E come mamma? Mi do delle pacche sulla spalla. E in cosa fai davvero schifo? Ogni tanto stiro, ma le camicie da uomo, oh mio Dio. E la tua parte del corpo che detesti? I piedi. In effetti. E fra 10 anni finirai a fatti e rifatti pure tu? Io sul viso non ho fatto assolutamente niente. C'è un tuo collega che ti ha fatto una corte pazzesca. Certo. Ma solo uno? Tanti colleghi, sai? E hai ceduto con qualcuno? Mai andare a letto con un collega. Sicura? Mai. E c'è qualcuno che ti ha dato un 2 di picche? Sì. Davvero? E chi è sto pazzo? Scusa, non posso. Ruba una qualità alle tue colleghe. A Ilary Blasi. A me piace la sua romanità. A Silvia Toffanin. Ruberei per un giorno la casa Portofino. Ad Alessia Marcuzzi. Quelle gambe infinite che ha. A Maria De Filippi. Di Maria bisogna rubare tutto. The Queen. E c'è una giovane di talento che vi lascia tutte a casa? Secondo me c'è. E chi è? Se qualcuno credesse in mia figlia mi farebbe le scarpe dopodomani. Ma nello spettacolo gira tanta cocaina? Assolutamente falso. Ma a te è successo che te la offrissero? Certo, quando facevo la modella girava nelle discoteche, ma guarda che la cocaina gira dappertutto. E qualcuno ti ha mai chiesto sesso in cambio di lavoro? Quando ero giovane ci sono stati dei personaggi infidi e loschi che hanno ovviamente cercato di convincermi che per fare questo mestiere bisognava darla via. Dai un consiglio alle future Michelle Hunziker. Non cedete mai a questo ricatto perché veramente ti segna dentro. Hai mai tirato una sberla a qualcuno? Sì. Vai. Quando ero ragazzina, uno sfortunato in discoteca, zacca, conchetta, mi ha toccato, io mi sono girata e gli ho tirato una centra. E poi? Poi sono scappata. Tu quante lingue parli? 5. Senti, in passato sei entrata in una setta, ma com'è successo? Quando tu hai una fragilità
sessualità ci sono questi loschi personaggi che sono addestrati ad accalappiare la tua attenzione e ti ricattano con l'affetto e con l'amore. Ed è pericoloso? Ci cadi proprio anche se sei molto intelligente. Ma le sette sono un rischio per molti? Molta più gente di quella che pensate purtroppo è schiava di questi manipolatori. E tuo padre, com'era? Quando era sobrio era il più divertente, il più tenero dei papà. E quali sono le tue debolezze? È stata sicuramente un'infanzia difficile, con un papà alcolizzato, la mamma che doveva pensare a tutta la famiglia per cui non c'era mai. E la setta, come agisce? Ti dicono tua madre non ti vuole bene, tuo marito ti tradisce, tu alla fine non sei amata e noi siamo la tua nuova famiglia. E ti imponevano astinenza sessuale? Sì, tu pensa che negli anni più floridi della mia giovinezza io ho praticato astinenza sessuale. No, vabbè. Pensa come ho dovuto recuperare dopo. E scusa, ma perché non fare sesso? C'è la sublimazione della sessualità. Che vuol dire? Cercando di sublimare questa sessualità, tu riesci a rendere molto di più, secondo loro, nel lavoro e quindi gli dai anche più soldi. Quindi, oltre a pagarli... Nel frattempo io... Sì. E ti hanno anche diviso da tua madre? Mia mamma cercava di chiamarmi, di telefonarmi, mandava degli SMS e loro dicevano che non mi cercava, ovviamente li cancellavano. Ma mentre eri lì dentro, mai pensato che eri prigioniera? Ovviamente all'epoca non cadeva mai la parola setta, perché io ero convinta che fosse un cammino spirituale mio. E c'è una cosa che hai perso per sempre per colpa di questa setta? Ho perso 5 anni di tempo con la mia mamma. E poi? Ho perso all'epoca mio marito. E cos'altro? Tantissimi soldi. Ma riescono tutti ad uscirne da una situazione così? Tanta gente non ce la fa. E se ci ripensi, ti incazzi? Non sono arrabbiata per niente. E senza questa setta saresti ancora sposata con Eros? Questo non c'è dato sapere. E tua figlia Aurora è stata tirata dentro? Non conosceva queste persone, non si ricorda neanche di questo periodo, però lei avvertiva il mio disagio, la mia disperazione. E cosa sarebbe potuto accadere? Ho avuto paura di perdere mia figlia. A proposito, se diventi nonna, ti prendi male? No, io adorerei, ma lei lo sa. Io vorrei essere una nonna giovane così. Quindi tu sei pronta? Io sono pronta. Ma lei? No. E tu hai mai subito stalking? Ho collezionato una quantità di stalker molto più dei fidanzati. Mai avuto paura? Sì, moltissimo. Che è successo? C'è stato uno stalker che ha fatto sul serio e si è presentato con la pistola. Cazzo! Però noi avevamo avvertito le forze dell'ordine. Lui si è fatto un anno di San Vittore perché aveva dei precedenti gravissimi. E ora? Poi però è uscito. Accidenti. Perché non passa la legge contro l'omotransfobia? Purtroppo il diverso spaventa. Cioè? È proprio una reazione ignorante di coloro che sono spaventati da qualcosa che non conoscono. Senti, tra 20 anni sei ancora in TV? No, mi sono ritirata. Comunque, sarai sicuro una nonna in pensione. Come li chiamiamo i nipotini? No, vabbè, se mi metto anche a decidere il nome del nipotino, mia figlia mi ammazza. Ok, e vuoi dire l'ultima cosa? Le ho detto che deve mettersi l'anima in pace perché io, in sala parto, ci sarò.